Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Ben trovati al nostro ultimo appuntamento per questa settimana con Onda Libera. Nella seconda parte della trasmissione, la conferenza stampa per la presentazione della candidatura di Claudio Borghi Aquilini alla presidenza della Giunta della Regione Toscana. Nella prima parte vediamo di fare il punto sui fatti del giorno. Intanto l'apertura della prima pagina dell'agenzia ANSA sul dato economico, il prodotto interno lordo, crescita zero per il quarto trimestre del 2014, è stop alla recessione, cioè un bellissimo risultato la crescita zero nel quarto trimestre del 2014 per l'economia italiana. Tra ottobre e dicembre il famoso PIL, prodotto interno lordo, è rimasto invariato, cioè appunto crescita zero rispetto ai 3 mesi precedenti. Un buon risultato perché almeno non c'è il meno davanti. Rispetto al quarto trimestre 2013 però il PIL, prodotto interno lordo, è sceso dello 0,3%, dice l'Istat. Sulle riforme intanto caos e rissa alla Camera tra Partito Democratico e Sinistra Ecologia e Libertà. Seguiremo poi, se ci sono fatti rilevanti, anche daremo in diretta qualche passaggio della discussione in Parlamento sulle cosiddette riforme, sulle quali si è pronunciato stamani anche Matteo Salvini, qui da Radio Padania, riprende l'agenzia ANSA. Le riforme costituzionali in discussione ricentralizzano tutto e azzerano 20 anni di battaglie federaliste, perché l'ultima parola su tutto tornerà nelle mani dello Stato, ha detto Matteo Salvini parlando appunto stamani a Radio Padania. Togliere poteri alle regioni e ai comuni, come vuole Renzi, avrà uno sbocco. Torneremo al ventennio fascista, dove i territori contano poco e decide uno solo. Sempre dalla prima pagina poi dell'agenzia ANSA di stamani, in Grecia, la questione della Grecia, spiragli per Tsipras, tecnici al lavoro sul piano per trovare l'intesa, dagli esperti dell'Unione Europea e del Fondo Monetario, la prima valutazione entro lunedì. Come diceva un personaggio molto importante, ha detto il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, è l'ottimismo della volontà. Il personaggio molto importante è Antonio Gramsci. Ha risposto così, con la frase gramsciana, il ministro dell'economia alla domanda se si ritenga ottimista sulla situazione della Grecia. Rispetteremo le regole fiscali, l'equilibrio di bilancio, non torneremo al deficit, ha detto il premier greco Tsipras, ma ho chiesto il supporto dei partner, perché così riusciremo a fare della Grecia un paese normale. Intanto, fra le notizie di prima pagina dell'ANSA c'è anche Renzi che sfodera lo zainetto, il Presidente del Consiglio cede alla moda dello zainetto, il Premier lo ha sfoggiato per la prima volta durante il summit di Bruxelles. Solitamente, almeno durante gli appuntamenti europei, Renzi ha sempre optato per la normale borsa da lavoro. Lo zainetto sta diventando molto popolare tra i leader europei. Anche lo spagnolo Pedro Sánchez, al consueto prevertice del Partito Socialista Europeo, è stato immortalato con lo zaino sulle spalle. Dallo zaino alle smorfie, le smorfie di Obama allo specchio e il selfie col bastone, un video del Presidente degli Stati Uniti per promuovere l'iscrizione ai programmi statunitensi di assicurazione sanitaria. Le cose che fanno tutti ma di cui nessuno parla. E allora le fa il premio Nobel per la pace Obama davanti alla telecamera delle smorfie allo specchio, al disegnino della matamoglie Michelle, fino al selfie col bastone. Il presidente americano ha girato un video con BuzzFeed per promuovere un'importante scadenza per iscriversi ai programmi statunitensi di assicurazione sanitaria. Infine torniamo all'economia con il PIL, non quello italiano ma quello tedesco, che nel quarto trimestre sale dello 0,7% rispetto ai 3 mesi precedenti, aumento superiore alle attese degli analisti. La crescita tedesca porta il consuntivo finale per il 2014 a più 1,6%, mentre la Francia rallenta. La crescita dell'economia francese ha rallentato nel quarto trimestre del 2014.
E adesso una notiziola che è uscita domenica scorsa sul Fatto Quotidiano, in sordina, come se niente fosse, a proposito di quattrini. Vi ricordate la famosa storia dei 98 miliardi di euro, la ministra Cancellieri che naturalmente ha fatto il diavolo a quattro per recuperarli, che era sul punto di farlo, sarebbe stata una delle cose più fantastiche dell'epoca del governo Monti, era lì per recuperare i famosi 98 miliardi di euro di penale inflitti alle concessionarie delle slot machine e che dovevano ritornare nelle tasche degli italiani, dell'erario, la più grossa vicenda di quattrino pubblico della storia della Repubblica, scusate il gioco di parole. E peraltramente, purtroppamente, essendo caduto il governo Monti, la ministra Cancellieri non ce l'ha fatta tramutare il suo ridanciano proposito in realtà. Ci stiamo impegnando su questo tema. Il ministro ha anche ipotizzato l'eventualità di riuscire a incassare i 98 miliardi di euro contestati alle 10 concessionarie delle macchinette dalla Procura della Corte dei Conti. Perché se ritroviamo questi soldi facciamo a metà per la sicurezza e metà per la ricerca. Venerdì scorso la Corte dei Conti ha chiuso definitivamente la vicenda di questi 98 ridanciani miliardi di mega penale inflitta ai colossi delle slot machine. In appello 2 concessionari, B+ e HBG, sono stati condannati, si fa per dire, a pagare in totale poco più di 400 milioni di euro per gli inadempimenti del 2004-2005, anni di avvio delle slot machine del servizio, anzi della concessione con lo Stato italiano. Sono stati invece assolti 2 ex alti dirigenti dei monopoli di Stato, Giorgio Tino, nipote del ministro Maccanico, e Antonio Tagliaferri. Non è una gran somma, naturalmente, rispetto ai 98 miliardi di euro che furono le contestazioni della Guardia di Finanza. Non è una gran somma neanche rispetto ai 2 miliardi e mezzo di euro ai quali si era arrivati successivamente in primo grado di giudizio. Siamo finiti a 400 milioni. Tra il primo grado e l'appello, 8 delle 10 società concessionarie coinvolte nel mega scandalo avevano scelto di aderire alla sanatoria prevista dal governo Letta, versando il 30% della somma riportata in primo grado. B+ e HBG avevano invece deciso di proseguire nel giudizio d'appello. In totale, risultato complessivo, invece di incassare i 98 miliardi, lo Stato ne ha portati a casa 837 milioni di euro, tra la sanatoria Letta e le condanne definitive di venerdì scorso. Ma è spuntato un verbale inedito, questa è la notizia che dava Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano, un verbale inedito nel quale l'ex comandante del nucleo speciale antifrodi telematiche Umberto Rapetto, poi fatto fuori dalla Guardia di Finanza, ora in pensione, spiega una circostanza ai pubblici ministeri di Milano che indagavano sui prestiti della Banca Popolare di Milano alle società di slot machine. E in questa testimonianza il generale Rapetto, ex generale, fornisce le prove consegnando una lettera inviatagli da Virgilio Elio Cicciò, che era all'epoca generale del Corpo d'Armata della Guardia di Finanza. Siamo al 4 giugno del 2012, quando Rapetto viene interrogato dai pubblici ministeri di Milano e porta a supporto di quel che dice la lettera dell'alto generale del Corpo d'Armata della Guardia di Finanza. In poche parole, cosa dice Rapetto interrogato dai PM che indagavano sui prestiti della Banca Popolare di Milano alla società, a 2 società in particolare, a una società, a dire il vero, la Atlantis B+ Gioco Legale, appunto,
la Banca Popolare di Milano aveva concesso prestiti, diciamo così, molto generosi a quella che doveva essere poi la più multata fra le 10 concessionarie, cioè l'Atlantis B+ Gioco Legale. Nel luglio del 2006, racconta agli inquirenti il generale Rappetto, cominciò un nostro intenso lavoro delegato dalla Corte dei Conti, in particolare dal procuratore, il dottor Smiroldo. Posso dire che il nostro comando generale della Guardia di Finanza ha sempre cercato di orientarci verso il disimpegno da queste indagini, anche attraverso note formali che contestavano l'assenza di una nostra competenza in materia. Il dottor Smiroldo non accolse l'invito, verso il quale fu anzi molto critico, quello a lasciar perdere sostanzialmente. Mi chiesero di non indagare sulle slot machine, ha raccontato in sostanza l'ex generale della Guardia di Finanza Umberto Rappetto, che fece quelle indagini che arrivarono al calcolo della penale da 98 miliardi. Mi chiesero di non indagare. Il dottor Smiroldo, procuratore della Corte dei Conti, non accolse quell'invito a non indagare, anzi fu molto critico verso quella indicazione e mi pregò di segnalare a lui eventuali tentativi di interferenza con le indagini da parte dei miei superiori della Guardia di Finanza. Il generale Rappetto, per corroborare questa sua testimonianza, ha consegnato ai magistrati una nota formale scritta dal generale Cicciò, ora in pensione anche lui, datata 16 ottobre del 2006. Nella lettera si ordina a Rappetto di proporre al magistrato contabile, al dottor Smiroldo, che indagava per conto della Corte dei Conti, di rivolgere la delega all'articolazione del locale nucleo di polizia tributaria, restando a disposizione del citato comunque magistrato, per specifici atti connotati da elevato tecnicismo nel settore informatico, cioè il generale Cicciò all'epoca voleva, nella lettera ordinava a Rappetto di proporre al magistrato inquirente della Corte dei Conti, il dottor Smiroldo, di rivolgersi a un altro nucleo della Guardia di Finanza, scrivendo anche che comunque il nucleo guidato dal generale Rappetto sarebbe rimasto a disposizione in senso generico. Il dottor Smiroldo è convinto invece delle competenze del nucleo antifrodi telematiche guidato da Rappetto e il 1 dicembre risponde esortando il generale Rappetto a continuare nella direzione intrapresa. Qualora articolazioni del corpo non dovessero assicurarle piena collaborazione nell'ambito dell'attività istruttoria che svolge su delega della Corte dei Conti, scrive il procuratore Smiroldo al generale Rappetto, ovvero se dovessero ulteriormente ripetersi tentativi diretti o indiretti di ingerenza nelle decisioni investigative della Procura della Corte dei Conti, la invito ad informarmi immediatamente, scriveva il dottor Smiroldo al generale Rappetto. Alla fine l'inchiesta raggiunse il risultato voluto grazie a chi avrebbe disatteso gli ordini, cioè Rappetto, per quello l'ha fatto poi fuori alla fine della favola, e lo Stato ha incassato in definitiva soltanto 800 milioni, poco più, invece dei 98 miliardi. Applausi, complimenti. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Davanti a voi uno dei luoghi più fashion della città. Qui tutto parla di stile. Dagli spoiler ai paraurti sportivi, ai cerchi in lega da 18 bruniti, alla vernice nera lucida di tetto e retrovisori. Un dettaglio molto contemporaneo. Scopri la nuova Tiguan Cityscape, la più esclusiva tra le Tiguan. E a febbraio con progetto valore Volkswagen, gamma Tiguan da €199 al mese, TAN 3,99, TAEG 5,57, anticipo 6.810 euro. E dopo 3 anni puoi sostituirla, rifinanziarla o restituirla. Info su Volkswagen.it. Per test nuovo Fiat Doblò selezioniamo 7 rugbisti idonei a massacranti allenamenti intrasettimanali, attitudine al trasporto di equipaggiamenti sporchi di fango, talento nei passaggi in campo, ma soprattutto in quelli dati ai compagni verso casa. Progettato da Fiat, testato dagli sportivi, nuovo Doblò è a prova di vita. Oggi tuo da 14.950 euro con clima e 7 posti inclusi nel prezzo. In più 5 anni di finanziamento anticipo 0, TAN 0, TAEG 1,81. Salvo approvazione FCA Bank. Info su Fiat.it fino al 28 febbraio. Anche sabato e domenica.
Anche le piccole cose entrano nella storia, come Fiat 500 Cult. Dettagli cromati, interni in pelle frau, display da 7 pollici a cristalli liquidi, tetto nero lucido e l'esclusivo colore verde latte menta. Oggi Fiat 500 è tua a 10.450 euro con clima, radio e ESC. In più 5 anni con anticipo 0, TAN 0, TAG 258. Salvo approvazione FCA Bank. Offerta valida fino al 28 febbraio. Info e condizioni su fiat.it. Anche sabato e domenica. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Dmitri Shostakovich, Jazz Suite numero 1. Abbiamo ascoltato prima il valzer, adesso la polka e adesso facciamo un salto in Camera, alla Camera dei Deputati. Riforme costituzionali. Richiesta della convocazione della conferenza dei capigruppo per le ore 12, però intanto alle ore 12. Quindi nel frattempo io do la parola ai relatori per i pareri sull'articolo e poi decidiamo che cosa fare. Prego, onorevole Fiano, articolo 37. C'era stata la richiesta di convocazione della conferenza dei capigruppo perché, come sapete, l'andamento del dibattito sulle riforme alla Camera è, ad usare un eufemismo, travagliato e caotico. In ogni caso la conferenza dei capigruppo ci sarà alle 12, comunque il dibattito, per così dire, sulle riforme, per così dire, costituzionali, per così dire, va avanti. Ma oggi è la giornata, potete leggervi sui vari giornali e sull'Espresso in particolare i nomi degli evasori, presunti evasori, coloro che avevano i conti alla HSBC di Ginevra, in Svizzera, mentre la Procura di Milano ha dato notizia di un'indagine su coloro che hanno portato invece i soldi a Lugano o a Zurigo, adesso non mi ricordo, comunque nel Canton Ticino o poco più su, e dalla parte, diciamo così, della Svizzera italiana, per così dire, è trapelato pochissimo su questa inchiesta, ne ha parlato in parte oggi solo il Corriere della Sera, però chi è Hervé Falciani? La domanda non è oziosa, come si suol dire, vale a dire, è un truffatore, un eroe, un salvatore, un denunciatore? Quante vite ha avuto Hervé Falciani, la cui lista trafugata fa tremare i VIP del mondo? Ha cercato di raccontarcelo l'altro giorno sul Fatto Quotidiano Virginia della Sala. Per un periodo Hervé Falciani è stato conosciuto peraltro con un altro nome, il nome di Ruben al-Chidiak. È un elemento che contribuisce a tracciare la sua figura multiforme, per così dire, che conferma le ombre sulla sua immagine di idealista disinteressato. Prima è stato un informatico, poi è stato un ladro, poi un seguace della giustizia e poi un bugiardo e ancora un informatore e una vittima del sistema, un informatore dei servizi segreti. Oggi è di sicuro l'uomo che ha rivelato al mondo i nomi di alcuni presunti evasori fiscali, tutti proprietari di conti correnti nella filiale svizzera ginevrina della banca inglese
Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, la HSBC. Nato nel 72 a Monte Carlo, padre bancario di origini toscane, madre francese, Hervé Falciani o Falciani è un ragazzo che ama il nuoto e il poker, scrive il Fatto Quotidiano mercoledì scorso. Mentre lavora come croupier in un casino, si laurea in informatica, dopodiché è assunto come tecnico alla filiale monegasca a Monte Carlo della HSBC. È bravo ma non eccellente, è volonteroso e per questo nel 2001 viene trasferito alla filiale di Ginevra. Intanto si sposa, ha una figlia, divorzia, si mette insieme a una collega di origini libanesi, Georgina Michael, iniziano a frequentarsi proprio mentre Falciani riceve l'incarico di realizzare un nuovo strumento informatico per la banca, il Customer Relationship Management, che serve a potenziare i contatti fra dipendenti e clienti. Secondo il quotidiano Le Monde è in questo periodo che Falciani si sarebbe trovato a gestire gli importantissimi dati dei clienti. Secondo testimonianze, Falciani in quel momento avrebbe trovato una falla nel sistema che permetteva il passaggio di dati non crittografati, cioè non segretati in sostanza, e li avrebbe salvati, memorizzati tutti. È difficile capire il motivo di questa decisione. Secondo alcuni invece non lo è affatto. In ogni caso, secondo quanto è emerso dalle indagini e le inchieste dell'Investigative Consortium of Journalists, che ha distribuito i dati, diciamo così, all'origine potrebbe esserci stata una frustrazione per un lavoro non gratificante. Il suo progetto fu scartato e gli fu negata una posizione lavorativa migliore. Falciani, tuttavia, ha sempre giurato di avere agito sulla base di un forte idealismo per denunciare le pratiche illegali della banca. Saremo cinici, ma all'idealismo difficile credere. Gli interrogatori della sua amante libanese raccontano infatti ben altro. Georgina Michael ricorda che Hervé Falciani aveva intenzione di guadagnare attraverso le informazioni che aveva rubato, ovviamente e più credibilmente. Con lei, secondo le ricostruzioni nel 2006, va in Libano, incontra alcuni bancari a Beirut, si spaccia per Ruben al-Chidiak, proprietario di una società di Hong Kong, e cerca di vendere i suoi dati. Sarebbero tutti potenziali nuovi clienti. A dare la conferma dell'incontro è Jacques Awad di BNP Paribas a Beirut. Sui fogli mostrati, ricordano i banchieri, c'era chiaramente il logo della HSBC. Interrogato sulla faccenda, Falciani reagisce in due modi. Prima racconta che quel viaggio in Libano gli serviva per sviluppare un progetto informatico a cui stava lavorando. Dopodiché, scrive Le Monde, con un cambio di tono dice che aveva solo intenzione di allertare una banca libanese per mettere fine all'illegalità della HSBC. A questo punto la strategia di Falciani cambia. Invia messaggi ai servizi segreti britannici e tedeschi e nel 2008 contatta le autorità fiscali francesi, che saranno cruciali nella sua storia. Secondo le autorità svizzere, Falciani è accusato di spionaggio economico, sottrazione di dati, violazione del segreto bancario. Ma quando lo convocano, dopo aver arrestato la sua amante libanese, Falciani è già in fuga. Si rifugia in Francia, dove il procuratore di Nizza, Éric de Montgolfier, il famoso discendente di colui che inventò la mongolfiera naturalmente, gli offre protezioni in cambio di aiuto nell'inchiesta che porterà a recuperare 186 milioni di euro. Spiccato un ordine di cattura internazionale su richiesta della Svizzera, la Francia si rifiuta di concedere l'estradizione di Falciani, il quale resta a Parigi fino al 2012. Poi parte per la Spagna, dove, appena sbarcato, viene arrestato. Uscirà dopo 5 mesi con la promessa di contribuire alle indagini per frode. Grazie a lui la Spagna cerca di recuperare oltre 300 milioni di euro. Sia che abbia avuto una missione fin dall'inizio, sia che si sia convertito in corso d'opera, oggi Falciani ripete che alla base di tutto c'è il bisogno di verità e naturalmente è assai credibile.
Questo era il Foxtrot, terzo movimento della Jazz Suite numero 1 di Dmitri Shostakovich. Intanto, saltando di palo in frasca, una curiosità, l'altro giorno, ovvero ieri, sul quotidiano comunista Il Manifesto c'era un interessantissimo articolo di Enrique, interessantissimo, adesso non voglio esagerare perché i superlativi è meglio non usarli, comunque un articolo assai interessante, pur sempre un superlativo, di Enrique López Oliva su Fidel, Francesco e la scuola dei Gesuiti. Il collegio di Belén a La Habana, a Cuba, dove il futuro leader massimo Fidel Castro diede le prime prove della sua oratoria, in un recente incontro col presidente degli studenti cubani, Fidel ribadisce la sua ammirazione per il pontefice. Sono entrambi gesuiti, anche Fidel Castro ha studiato alla scuola dei Gesuiti e apprezza molto il Papa attuale, Papa Francesco. Tolta questa curiosità e questo interessante articolo, cosa facciamo, Giulio, Cesare, Carnelli? Facciamo un altro salto in camera? Vediamo, facciamo un secondo salto in camera dei deputati, naturalmente. Chi è? Hanno sospeso, non poteva essere più tempestivo il secondo salto in camera, per cui, visto che stamani ci siamo fatti cullare da Shostakovich e dalla sua ironia musicale, celeberrimo valzer dalla Jazz Suite numero 2 che tutti conoscono, anche Fidel Castro e Papa Francesco. Dopodiché facciamo un salto invece nel Granducato di Toscana con la candidatura di Claudio Borghi Aquilini alla presidenza della Giunta regionale toscana, perché si dice così, no governatore. Governatore potrebbe indurre a una falsa idea di federalismo, meglio toglierselo dal lessico la parola governatore, perché è una roba tipicamente italiana. Quando non c'è la sostanza si inventa il nome, cioè l'hanno chiamati i governatori, i presidenti di regione, per far capire che c'è il federalismo. Siccome non c'è, allora c'è il nome però. In Italia ci accontentiamo così. La sostanza no, i nomi sì. Buongiorno a tutti, benvenuti. Mi presento, sono Fiorenzo Smalzi, commissario pro tempore della Lega Nord per la provincia di Firenze. Scusate, ho il fiatone, ho fatto la corsa e con quella pancia qua mi è venuto il fiatone. Va bene, sarà dopo le votazioni sarà una delle mie idee, si dice sempre dopo, speriamo di farlo un modo per va bene, comunque do il benvenuti a tutti. Proprio l'altra sera tutta la Lega Nord della Toscana si è riunita nella sede a Scaldicci e ad unanimità abbiamo deciso di candidare Claudio Borghi alla
corsa del governatorato per la Toscana. Io non voglio entrare nei particolari, rimango solo nell'ufficialità. Passerò poi la parola al presidente della Lega Nord Toscana, che introdurrà il candidato, e a sua volta poi prenderai la parola anche te. Ma innanzitutto grazie ancora della vostra presenza. Grazie. Tanto vi ringrazio per essere qui in mezzo a noi, che è un'attestazione di attenzione. Quindi vi ringrazio per la vostra attenzione. Io sono Francesco Pellati e sono presidente della Lega Nord Toscana. La premessa è che questo che stiamo per fare è l'unico e autentico comunicato della Lega Nord Toscana in argomento di previsioni e di organizzazione elettorale. Lo dico perché su alcuni social network sono uscite delle considerazioni che sono poi un cumulo di invenzioni del tutto arbitrarie, e quindi quello che vale è quello che vi diciamo oggi. E oggi vi diciamo che lo scorso lunedì all'unanimità, il Consiglio, dico all'unanimità e ripeto all'unanimità, perché la coesione di un partito è un fattore molto virtuoso che va 3 volte sottolineato. Noi siamo estremamente coesi. All'unanimità, dicevo, il Consiglio nazionale della Lega Nord Toscana ha preso 2 decisioni. La prima, di andare da solo alle elezioni regionali, senza alcun apparentamento. La seconda, di designare il professor Claudio Borghi, che è qui alla mia destra, come presidente della propria lista. La decisione si è resa necessaria perché la Lega Nord è l'unico partito, l'unico movimento presente in Toscana che ha la necessità di raccogliere 10.000 firme. Ora il problema è che se noi continuavamo a stare fermi in attesa di ipotesi di coalizione, peraltro ricercate più volte, ma senza reazioni, stando fermi, rischiavamo di arrivare a un certo punto, dal punto di vista proprio dei tempi, messi in modo tale da dover comunque accettare qualunque opzione, gradita o non gradita che fosse, e quindi non potevamo stare fermi. E allora la decisione che abbiamo preso è frutto, prima di ogni altra cosa, di una necessità oggettiva e non derogabile, e in secondo luogo è stata una scelta che è certamente difficile, nel senso che è una scelta molto impegnativa, ma che noi affrontiamo con serenità, perché abbiamo dalla nostra il consenso crescente che i cittadini toscani ci testimoniano giorno dopo giorno. Noi, cioè la Lega Toscana, ringrazia non formalmente, ringrazia di cuore Claudio Borghi per aver accettato la candidatura. È una candidatura che ha lo scopo di presentare agli elettori toscani un candidato sicuramente innovativo, che è in grado di dire cose nuove nel quadro politico ingessato di questa regione, al quale peraltro attraverso un momento di grande visibilità, perché sono toscani i 2 ultimi presidenti del Consiglio, perché toscani sono alcuni giocatori a livello nazionale che dalla maggioranza all'opposizione, ora poi sul termine opposizione mi permetto un punto interrogativo, visto come stanno le cose, sono comunque costoro che, come dire, presidiano, sono presenti costantemente, a volte addirittura ingombrano le nostre televisioni giornaliere. Inserendo il nostro economista principe, abbiamo inteso alzare la posta e offrire all'elettorato toscano competenze, relazioni, conoscenze di assoluto valore,
come si dice dalle mie parti, ci abbiamo messo la briscola, che è questa. Ribadiamo, non ce ne sarebbe bisogno, ma siccome le parole sono pietre è bene ribadirlo, che la nostra decisione non è stata condizionata, come da qualche parte si è detto, dal dissenso verso il candidato presidente proposto da Forza Italia. Abbiamo incontrato una volta sola il dottor Lamione. Sul piano personale abbiamo riportato un'impressione personale del tutto positiva. La scelta non è contro Lamione o contro le persone, la scelta è una scelta politica e di urgenza operativa. Noi siamo lontani, lo ribadiamo perché sia chiaro, da tutta la politica e la cultura di sinistra. Con loro abbiamo ben poco da dirci, quasi niente. Siamo lontani dalla visione confusa che il Movimento 5 Stelle continua a offrire. Continue proteste, nessuna proposta, nessun progetto, non si capisce esattamente cosa vogliono questi dalla vita. Abbiamo estreme perplessità sull'ambiguità politica del nuovo centrodestra, quale è alleato del PD a Roma e alleato di Forza Italia in Toscana. Questo tipo di atteggiamento non lo comprendiamo e quindi siamo estremamente cauti, per non dire del tutto negativi nei confronti di questi tre partiti. Con gli altri partiti e soprattutto con i movimenti civici, i quali quando sono veri rappresentano davvero i problemi dei propri territori, ma soprattutto sono in grado di indicare le migliori soluzioni per risolvere tali problemi. Dicevo che con gli altri partiti il dialogo resta, noi siamo qui, tutti sanno chi siamo e cosa vogliamo, e a proposito di cosa vogliamo, il nostro programma sarà pronto verso la seconda metà di febbraio. Lo proporremo agli organi di stampa e soprattutto lo diffonderemo presso i cittadini elettori toscani attraverso i nostri magnifici, splendidi militanti che vanno sulle piazze giorno per giorno a interloquire con la gente e ai quali io davvero mando ore da qui un abbraccio e tutta la gratitudine che la Lega Nord ha nei loro confronti. Infine, il professor Borghi non è toscano, lo diciamo noi per primi. Del resto non lo era neanche il più meritorio governante della Toscana, cioè quel Pietro Leopoldo di Lorena che era addirittura austriaco. Però fece un gran bene alla Toscana, noi facciamo anche l'altro. Quindi siamo certi che una mente lucida, in nessun modo compromessa, sia una buona soluzione per rinnovare il contorto sistema toscano che nel tempo è diventato più giardiniano che machiavellico, non particolare suo, questo è quello che domina qui. Il suo apporto quindi sarà in piena sintonia con tutti i nostri candidati. I nostri candidati sono una squadra nuova, vergine serve in combia da codardo oltraggio, come diceva Manzoni, e sono al servizio del rinnovamento economico, culturale, sociale e politico della nostra regione. È una squadra rinnovata. Questo vi prego di prenderne nota, una squadra rinnovata, dopo le delusioni cocenti e indelebili spregio che la vecchia squadra ci ha inflitto sia a Milano sia in Toscana. Mai più ragazzi, mai più con compianti di viaggio di quel tipo. Noi siamo consapevoli della difficoltà che aspettano noi il professor Borghi. Siamo però convinti di aver fatto la scelta migliore per il futuro della Toscana. Il professor Borghi è qui accanto a me, a lui lascio volentieri lo spazio. Vi dirà chi è, quali sono i suoi legami con la Toscana, quale sarà il progetto che insieme a Lega Nord Toscana offrirà ai toscani. Vi dirà quello che ritiene per voi. Vi ringrazio per l'attenzione.
Buongiorno, grazie a tutti. Allora. Davanti a voi uno dei luoghi più fashion della città. Qui tutto parla di stile. Dagli spoiler ai paraurti sportivi, ai cerchi in lega da 18 bruniti, alla vernice nera lucida di tetto e retrovisori. Un dettaglio molto contemporaneo. Scopri la nuova Tiguan Cityscape, la più esclusiva tra le Tiguan. E a febbraio con progetto valore Volkswagen, gamma Tiguan da 199 euro al mese, TAN 3,99, TAEG 5,57, anticipo 6.810 euro. E dopo 3 anni puoi sostituirla, rifinanziarla o restituirla. Info su Volkswagen.it. Buongiorno, sono Martin Casogiovanni e vorrei un furgone Peugeot. Sì, abbiamo più di 300 versioni e sono tutti robusti e capaci. Lo vedremo. Ragazzi, tutti dentro! Piano però! Peugeot fa squadra con te. Nuovo Boxer fino a 17 metri cubi di carico, clima, radio Bluetooth e sensori posteriori. Tuo a 220 euro al mese con leasing tasso fisso 2% e 5 anni di manutenzione. Peugeot. TAEG 380, scade il 28 febbraio. Salvo approvazione Bank PSA Finance. Fogli informativi in concessionaria o su peugeotprofessional.it. Ogni euro. Fino al 22 febbraio è amore a primo acquisto. Cioè? Ogni 200 euro di spesa ci regalano 50 euro in buoni acquisto da spendere dal 2 al 31 marzo. Ti amo. Cupidino. Dettagli, esclusioni e negozi aderenti su unieuro.it. Ogni euro. Batte forte. Sempre. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Amici padani, ascoltate cosa può succedere a chi non ha installato Su e Giù. Ciao Luisa, ma cosa ti è successo? Ma lascia sta, per togliere le tende e lavarle sono caduta dalla scala? Ma come? Usi ancora la scala per lavare le tende? Ma non sai che esiste un sistema che fa scendere le tende senza usare la scala? Chiama il numero 02 36 51 64 40. Su e Giù, per non cadere più. www.gmg-srl.net. Nella casa del futuro, l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Busto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766. laghialpinisrl.it. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Ora, cominciamo subito col dire che sono a disposizione, vale a dire, adesso vi faccio il discorsetto, dopo gradirei avere delle domande e le domande, mi raccomando, le facciamo brevi con quel segno a uncino che è il punto di domanda, no? Perché di solito c'è sotto comizio. Dato che tutti abbiamo da lavorare, abbiamo da fare, cerchiamo di essere produttivi e veloci. Sarò super trasparente con voi, come credo di esserlo in generale nella mia vita. Mi hanno definito twittatore seriale perché condivido quello che faccio su Twitter. Sì, è vero, condivido quello che faccio su Twitter perché per me fare di ogni cosa che faccio la trasparenza all'esterno è fondamentale da anni. Per cui uno, volendo, si va a riguardare quello che io ho detto nei social da un po' di anni a questa parte e trova 3/4 della mia vita, del mio pensiero, di quello che dico, di quello che faccio, di quello che credo. Per cui potete andare nel dettaglio veramente, potete arrivare anche da cosa sono i gusti alimentari e similari, avete tutto. E quindi con la medesima trasparenza vi racconto dal punto di vista di Matteo Salvini e della Lega Nord com'è che si è arrivati a questa decisione che con grande gratitudine ha preso la Lega Nord Toscana in autonomia. Perché la prima cosa che devo dire è che sia chiara, stampata in testa di tutti, che qui non c'è nessuna imposizione.
Cioè, io non mi sogno nemmeno di arrivare qua e spiegare ai toscani come si vive. Niente. Io arrivo qua in ginocchio. Mi spiace non avere un inginocchiatoio, ma se c'è bisogno lo faccio in piazza, non dalla parte di Renzi, lo faccio semmai davanti al Duomo, per domandare aiuto ai toscani. Cioè, in questo momento l'Italia ha bisogno di aiuto dalla Toscana. La Toscana, nella sua storia, ha sempre avuto questi moti di iniziativa, diciamo così. In certi casi poi l'iniziativa ha tradito le aspettative. Vediamo per esempio il ruolo della Toscana nell'unità d'Italia. Quale altra regione avrebbe ceduto le sue grandezze all'Italia? Nessuna, tutti gli altri se ne sarebbero tenuti, questi sono nostri. Invece la Toscana ha ceduto i grandi italiani all'Italia, che adesso così con orgoglio dice questi sono italiani, tanto italiano, no, non è vero, questi erano toscani. E la Toscana con un'enorme generosità ha sempre ceduto o ha guidato l'Italia quando serviva. Io spero che anche adesso succeda questo, perché siamo in una situazione di emergenza. Vedete, tutta l'azione della Lega Nord nuova di Matteo Salvini è stata mirata a gestire questa emergenza, anche contraria a certe parole d'ordine che erano diventate ormai così, forse più un'abitudine che una cosa sentita. Perché quando si dice l'autonomia, l'indipendenza, che sono nel DNA della Lega, sono importanti, certo, ma nel momento stesso in cui ci si è resi conto che l'autonomia e l'indipendenza non esistevano, perché avevamo ceduto sovranità. Vedete, la Toscana è stata generosa per l'unità d'Italia, l'Italia è stata ingannata invece per l'unità d'Europa, perché ci hanno fatto credere che si sarebbe diventati un unico continente, tutti amici, tutti fratelli, prosperità, ci si mette assieme perché così si combatte contro la Cina, così si contrasta il Brasile, queste grandi economie. E invece ci hanno messo dentro in un'enorme fregatura. Ci hanno messo dentro un'enorme fregatura che è la causa principe del disastro attuale. E signori, non puoi avere nessun tipo di autonomia se non ci sono i soldi. Puoi fare solo l'autonomia del... tu che letto nella cella metti? Cioè io guarda, io mi metto sopra, io mi metto sotto, attenzione a non fare rumore quando dormo. Questa è l'autonomia che ci hanno regalato. Ma la vedete anche voi, ma vi sembra che vada tutto bene? Perché, attenzione, se c'è qualcuno che pensa che vada tutto bene, voti Rossi, e va bene così, votiamo Renzi, votiamo questi personaggi, perfetto, legittimo, ma mica me la prendo, Se uno pensa che va tutto bene qui in Italia, andiamo avanti così e vediamo che cosa succede. Se uno pensa che c'è qualcosa che non quadra, e allora bisogna cambiare. Ma con cosa cambiamo? Cambiamo con progetti che dicono invece di pagare il 42% di tasse paghiamo il 41%. Paghiamo con progetti quelli che ti dicono guarda invece di 5 ospedali te ne faccio 4, te ne faccio 6. Ma signori, qui bisogna cambiare, ma con la calce viva, cioè bisogna purtroppo prendere atto che è tutto sbagliato. Adesso qui c'era un grande toscano che diceva è tutto sbagliato, è tutto da rifare, ma è vero, è così. Siamo stati ingannati e come quello che è stato ingannato poi a un certo punto deve decidere cosa faccio, sono stato ingannato, vado avanti nell'inganno. No, se è stato ingannato si rifà tutto, sistemando da zero quello che c'è, perché purtroppo non può andare avanti. Vedete, io ero l'altro ieri al direttivo della Lega Nord, quello dopo la famosa cena
dove secondo qualche stampa fantasiosa c'era stato l'accordo a 360 gradi, no, con Forza Italia. E c'erano i nostri governatori di regione che dicevano va bene parlare di alleanze, ma che facciamo? Che facciamo? Perché i soldi non ci vengono più dati. Il governatore della Lombardia era disperato perché aveva fatto un sacco di economie, era riuscito a trovare 500 milioni per abolire il ticket ai cittadini, che era un obiettivo suo. Ecco, con la legge di stabilità i 500 milioni sono stati fumati in un amen. Quindi pensate come uno si sente messo, cioè alla fine faccio la formichina, taglio sistema, il famoso tagliamo gli sprechi, e questo tipo accumuli qualche soldino che dovresti ridistribuire ai tuoi e vengono sparati via. Però uno dice vabbè, vengono sparati via, magari vanno in Toscana. No, non vanno né in Toscana, non vanno né in Emilia, non vanno in Calabria, non vanno in Sicilia quei soldi lì. Ma non vanno neanche a Roma, è lì il problema, vanno all'estero. E questo è il grave tradimento che è stato fatto poi dopo dell'Italia tutta. Vanno all'estero, perché grazie all'amico Tsipras, no, che è arrivato al potere, dico amico perché insomma, semplicemente la pensa in modo opposto alla Lega Nord, è utile quantomeno per capire la verità su qualche cosa che non ci hanno mai detto. Ci hanno detto che abbiamo prestato 40 miliardi alla Grecia. Io non penso che qua voi lo sapeste che avevano prestato 40 miliardi alla Grecia. Io non penso che la rilevanza che viene data in argomenti super futili. Quanto si sta a parlare se stiamo a fare l'autostrada che passa facendo un angolino, oppure se passa davanti a un posto, oppure se raddoppiamo la bretellina, oppure gli aeroporti. Ecco l'aeroporto, di qua ha tutte delle questioni dove ci fanno scannare, no? Perché così facciamo far sì che quelli di Pisa si tirano sulle balle con quelli di Firenze e così via. E poi fumano 40 miliardi e non dicono niente a nessuno. Oh, ma scusate, la quota toscana dei fondi salva stati, perché? Uno dice va bene la parte italiana, ma i fondi salva stati, perché ai 40 della Grecia bisogna sommare quelli dati in giro, no? Allora la quota toscana già pagata ai fondi salva stati, facendo una minima proporzione per la popolazione, siamo dalle parti dei 5 miliardi. Ma dico, cosa ci si faceva qua con 4-5 miliardi? Poi dopo uno sceglie se ripartire come PIL o ripartire come popolazione. Quanto ci si faceva? Quanti asili, quante scuole? Ma si faceva l'asilo, il tribunale, così in ogni comune. No, spariti. Per andare dove? Boh, prestati per che cosa? Per tenere in piedi l'euro. Ma dico, cioè, veramente capite che è troppo sbagliato il sistema? Se io faccio il patto di stabilità, se io faccio il fiscal compact, tutti questi nomi assurdi che ovviamente la gente che normalmente si sveglia c'ha da fare il proprio lavoro non ci pensa. E queste cose comportano una sola cosa: meno servizi, più tasse, più disoccupazione. Basta. Ora, se non si denuncia questa cosa in dettaglio, chiunque si presenti qua e vi dice guardi, arrivo io in Toscana e subito più servizi, la sanità più efficiente, più scuole, più strade, meno tasse, tolgo l'IRPEF, è un cazzaro, scusate. E poi posso capire che, dato che sappiamo benissimo cos'è lo stile del nostro Presidente del Consiglio, vada di moda di questi tempi, questo atteggiamento, prendere e buttarla, ma la sparo, poi dopo qualcosa succederà. Ci raccontano com'è nato gli 80 euro. Erano lì, diciamo, ma diciamo 80 euro, vediamo che trovatemi delle coperture, dai che gli diciamo 80 euro. Che sistema è? Che sistema è per gestire uno Stato? Inventarsi delle barzellette
per far sì che la gente poi dopo non pensi alle cose vere. Prima mi chiedevano un'analogia. Signori, se noi ci concentriamo sui dettagli di casa nostra senza tener presente il sistema generale in cui siamo, è esattamente come una nave che sta andando sparata verso l'iceberg e noi siamo qui a discutere che tipo di colazione fare in camera, no? Oppure se è il caso di alla sera avere carne o pesce, no? nel menù. Ma di che parliamo? Cioè, prima bisogna capire di dove siamo messi. In questo momento Rossi, l'anno prossimo, se venisse eletto lui, qualsiasi cosa vi dirà, deve fare solo una cosa: tagliare servizi e aumentare tasse. Basta! Non potrà fare nient'altro. Certo, ma sarà anche capace di dirvi che taglia gli sprechi, mi viene da ridere, perché dopo 500 anni di governo del PD, che cosa tagli gli sprechi? Con che credibilità pensi di poterlo fare? In realtà la nostra idea, e quindi così proprio vi apriamo casa di vetro il processo decisionale della Lega Nord, era molto banale. Si pensava che si sarebbe andati a elezioni anticipate, perché tutte le mosse di Renzi sembravano puntare a quello: legge elettorale da fare in fretta, accordi e così via, cioè, perché sono robe importanti, no? Cioè, la gente muore, ma legge elettorale da fare in fretta, Senato ci mettiamo questi, quegli altri. Vabbè, non sembra che sia così, perché se sta dilettandosi nella antica arte della campagna acquisti Renzi, evidentemente perché vuol tirare in lungo. Per cui cosa succede? Se vuol tirare in lungo non possiamo stare qui a aspettare che l'Italia venga devastata, perché ci sono in linea di montaggio tante cose che distruggeranno la Toscana e il resto d'Italia. Ma pensate al TTIP, vale a dire il trattato di interscambio libero mercato con le multinazionali americane e così via. Significa che la nostra agricoltura, i nostri vini e così via vengono inceneriti, perché uno se lo potrà fare dove cavolo vuole senza nessuna cosa, con dei giudici loro che decideranno come sarà e come non sarà. E noi entreremo in un mercato libero con una moneta sbagliata che fa risultare tutti i nostri prodotti troppo cari rispetto a quello che deve essere il resto o il giusto livello. Pensiamo al fondo salva stati, questo è ancora più scusate, all'ERF, questo è ancora più pericoloso, perché sono tutte delle sigle, no? Che meglio che ne parliamo prima, sarà anche noioso, ma meglio che ne parliamo prima, perché poi dopo facciamo come con la Grecia, che vediamo che abbiamo dato 40 miliardi e nessuno ce l'aveva spiegato. Ecco, io ve lo spiegavo prima anche dei fondi salva stati, vi spiego prima anche queste cose. Il fondo di redenzione, Savonarola sarebbe fiero, il fondo di redenzione del debito, ERF, significa che questi pazzi venduti, perché la definizione migliore è venduti, questi venduti cosa vogliono fare? Vogliono mettere a garanzia del nostro debito, che dovrebbe essere garantito solo ed esclusivamente da una banca centrale, i beni reali. Quindi significa che chi ha più ricchezze naturali, cioè vale a dire beni artistici, palazzi, case e così via, li deve mettere a garanzia del debito, così poi i creditori esteri potranno arrivare e portar via tutto. Ora, io non sono convinto che la Toscana, che storicamente riuscì a ottenere l'esenzione e il poter mantenere le proprie ricchezze accumulate dai Medici, accumulate dalla sua millenaria storia qui, possa prendere e farsi mettere una bella ipoteca a favore dell'Europa, così, tanto ce lo chiede l'Europa. Ma dico, ma siamo matti, ma qui bisogna veramente difendere con le unghie e coi denti quello che i nostri antenati hanno accumulato. E quindi le soluzioni sono solo due: andare al governo nazionale e dire basta, in una maniera molto più efficace di quello che può fare Tsipras, perché Tsipras è ricattato,
Gli dicono: chiudiamo il rubinetto dei soldi e tu sei in miseria. Con noi non lo potrebbero per adesso fare, perché siamo noi che paghiamo gli altri. Ci dicono: chiudiamo il rubinetto dei soldi. Dici: ma quali soldi? Non abbiamo ricevuto un centesimo da voi. Siamo noi che chiudiamo il rubinetto dei soldi a voi, perché l'Italia ha solo pagato fino adesso, non ha ricevuto un centesimo, e i soldi sono stati prelevati con le vostre IMU, con le vostre Tasi. Signori, basta. E allora il discorso è di una banalità sconcertante. Non potendo andare democraticamente subito alle elezioni e spiegare queste cose a tutti, occorre che qualcuno dia un segno. E di tutte le regioni che vanno in questo momento alle elezioni, dato che nello statuto della Lega Nord, articolo 1, di fianco a quella vituperata indipendenza della Padania su cui tutti reclamano chissà che cosa, c'è con metodi democratici. Quindi la nostra ideologia passa per la democrazia e basta. E quale miglior cosa di avere un'elezione, dato che fino adesso tutta l'Europa della democrazia se ne frega, perché vedete che tutta gente non eletta e al riparo, per usare delle parole di uno di loro, al riparo dal processo elettorale. Per cui cosa succede? Se veramente la Toscana desse un segno e facesse capire che ha capito e si mettesse alla testa dell'Italia nella ribellione contro questo sistema, allora a quel punto non potrebbe più Renzi rimanere lì dov'è, il PD non potrebbe più continuare questo gioco che svende la sua natura, perché il PD è un partito di sinistra e si è messo dentro in un progetto imperialista, perché è evidente a tutti, chi sa appena qualcosa di economia, che se noi non abbiamo più la flessibilità della moneta, l'unica cosa che si può colpire per poter stare a galla sono i salari, sono gli stipendi. Si uccide un paese, si mantiene la moneta a forza di disoccupazione, ed è questo un partito di sinistra che vuole, ma non scherziamo. Quindi se veramente la Toscana riuscisse a fare questo miracolo, e ripeto, c'è da stare in ginocchio una volta al giorno, mi inginocchio una volta al giorno in pubblico, non ho problemi. Se la Toscana riesce a fare questo miracolo, questa cortesia all'Italia tutta, allora forse avremo speranza, perché purtroppo aspettare fino al 2018 non arriviamo in terra. Chiudere una ditta, chiudere un'impresa ci vuole pochissimo, riaprirla è difficilissimo. La nostra ricchezza, quello che ci consente di andare alle trattative europee a testa alta, è la nostra produzione. Finché noi abbiamo aziende, finché noi abbiamo ricchezza che produciamo, possiamo andare e dire: facciamo quello che vogliamo, rispettateci. Quando saremo ancora più in ginocchio dovremo andare lo stesso, perché tanto la situazione attuale è insostenibile, ma in condizione di ricatto. Non ce lo meritiamo, e nel frattempo ci avranno portato via tutto quello che rimane. Per cui capite perché una candidatura a livello nazionale? Perché se io mi mettessi qui a parlare solo ed esclusivamente dei problemi singoli della Toscana, non sono la persona più adatta. È vero che ho forti legami con la Toscana, io la conosco meglio la Toscana della Lombardia, questo non faccio fatica a dirlo, perché al di là del fatto Milano c'è poco da conoscere, perché non ci si conosce neanche sul parapetto, una roba su cui andiamo abbastanza fieri, ma altrimenti vorrei dire che Claudio è un contraddaiolo dell'Aquila. Sì, no, ecco, va bene. Le cose dico, sì, io sono battezzato da 10 anni, tutta la famiglia è battezzata a Siena, ma le questioni di contrada lasciamo fuori, che sono sacre. C'è una cosa, però uno dice: perché uno va a farsi battezzare a Siena? Perché sente che il suo cuore è quando vede questi colori, è quando sente questi sapori. Io quando vedo che c'è estratta la mia contrada, da qualsiasi parte io sia nel mondo, anche se ho prenotato in quel momento una vacanza alle Figi, ma non me ne frega niente, incenerisco la vacanza alle Figi e corro a Siena, perché bisogna dare delle... Ci sono
sono priorità e lì ti senti a casa. Io quando entro nel territorio della contrada mi sento a casa mia. Ma come fa un milanese a dire vado a Siena? In punta di piedi. Si arriva come ospiti considerando la sacralità di quello che si vede. E scusate, c'è anche un altro piccolo discorso che va considerato. Questa regione, che avrebbe delle possibilità che è inutile raccontare, purtroppo è vittima di un comitato d'affari che, come molti sanno, andava bene finché c'erano tanti soldi, tale per cui si riusciva a comprare il consenso a strati più alti possibili. Adesso i soldi stanno diminuendo, i beneficati del comitato d'affari diventano sempre meno e con sempre più soldi. Quindi poche persone che si spartiscono tutto perché tanto si vede, e gli altri che sperano che ritornino i bei tempi. Non torneranno i bei tempi, è finita. Il comitato d'affari ormai sta pensando solo a prendere via il più possibile prima di scappare, perché sanno anche loro che le cose non sono sostenibili. E io ho un piccolo vantaggio: qua in Toscana non conosco nessuno. Quando arriva il potente, l'intoccabile locale, non so chi sia. Cioè, mi dicono, ecco, questo è il famoso professore, non so chi è, oltretutto sono anche scarsamente fisionomista. Conosco a malapena quelli della mia famiglia, cioè ogni tanto c'è della gente che arriva lì e mi dice ciao, ti ricordi me? No. Quindi se mi farete questa cortesia, sappiate che io vado a zero, ma non a zero nel senso che a zero la gente che merita, perché sicuramente c'è tanta gente che merita e tanta gente sottoutilizzata e sottoconsiderata in tutti gli apparati sia della regione che dei comuni che delle province. Con queste persone lavorerò più che volentieri, anche se vengono dal PD, da qualsiasi parte, non mi interessa, perché sono persone, non sono sigle. Io non sono nato con la Lega sulla fronte, siamo tutti delle persone. Però se ci saranno, e ce ne sono, delle ampie situazioni che fino adesso sono sempre state tenute così, nascoste per quieto vivere, perché altrimenti poi dopo sarebbe stato scomodo per i manovratori, io non ho nessun problema e nessun timore a scoperchiare tutto. Quindi chi ha fatto delle cose che non quadrano, quello sì si deve preoccupare. Le persone per bene che portano avanti con la loro fatica giornaliera, anche sotto l'insegna del PD, questa regione nulla avranno da temere. Però capite che qui ci salviamo soltanto se risolviamo la questione nazionale e se abbiamo il coraggio poi dopo di andare a tabula rasa, scoperchiando e togliendo tutte le rendite di posizione del comitato d'affari. Perché sennò altrimenti, scusate, è inutile che ce la raccontiamo, andiamo avanti nell'illusione di poter fare bene, perché è una regione talmente meravigliosa che anche nelle situazioni più nere avrà visitatori, avrà gente che arriva, avrà turisti e così via. Intanto non ci rendiamo conto che stiamo bruciando delle opportunità che avrebbero consentito di creare ricchezza per generazioni. Non accontentiamoci. La regione toscana potrebbe essere la regione più invidiata al mondo. Invece deve andare di sponda, riciclare cose vecchie. Non ci siamo. E poi, scusate, un'ultima parola sull'arte. Sarò economista, però un solo libro ho scritto, che è Investire nell'arte, perché in una maniera o nell'altra è sempre. Io ho insegnato anche in università economia e mercato dell'arte. Potrei iniziare un lungo elenco di cose che gridano vendetta sulla gestione e sulla valorizzazione del patrimonio artistico più ricco d'Italia. Bene, sappiate che quello che in questo momento è semi-nascosto, sfruttato male e umiliato riceverà un'attenzione
principale in tutti i programmi, perché c'è questo stereotipo che il leghista non gliene frega niente dell'arte. No, a me l'arte interessa più di, diciamo, è in seconda posizione dopo il destino del mio paese, perché il destino del mio paese è fondamentale, perché ho dei figli e non voglio essere nella lista di quelli che poi dopo saranno indicati come quelli che non hanno fatto niente, mentre gli altri sfiumavano il paese. L'arte arriva seconda come passione, per cui